Nello Musumeci, ministro per la protezione civile, ha proposto lo stato di emergenza nazionale per la grave situazione di deficit idrico in atto nella nostra Sicilia. Adesso il governo ha deliberato questo stato di emergenza che durerà 12 mesi. Le aree più coinvolte comprendono le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, mentre quelle di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa hanno riscontrato problemi minori. Per aiutare la regione nell'immediato è stato deciso di destinare un primo finanziamento di 20 milioni di euro. Di ciò ne abbiamo parlato ieri sera con l'assessore all'energia Roberto Di Mauro, nel corso di un'assemblea del Movimento per l'Autonomia che si è svolta ad Agrigento alla presenza del leader lombardo, e ci aveva anticipato l'intenzione del governo verso tale scelta, maturata poi in tarda serata. A tal riguardo la regione sta anche approntando nuove misure per il recupero dell'acqua, con piccoli dissalatori e lavori di manutenzione idrica. Ma la novità, il Consiglio dei Ministri è riunito oggi, stasera alle 17:30, speriamo e confidiamo in un'attenzione particolare del Governo nazionale per far sì che queste infrastrutture possano essere accettate a Roma e soprattutto possa essere condivisa la scelta dell'emergenza in cui la Sicilia. Ecco, ma avete elaborato delle misure, pozzi, trivellazioni, dissalatori? Oltre la questione dei piccoli dissalatori che sarebbero delle installazioni laddove già esistevano un tempo, una sorta di piccoli interventi che sono importanti perché servono a rimuovere tutte le difficoltà in altri sistemi.